Stamattina alla Zoppa Sarena continuavano ad esserci ancora lunghe code per accedere. Voi come azienda sanitaria avete intenzione di prendere ulteriori misure o come state prendendo questo flusso di vetture? Guardi, abbiamo questo post chiaramente chiusura delle scuole, abbiamo 12.000 bambini che sono chiaramente a casa che devono fare il tampone. Noi contiamo di smaltire velocemente questa, stiamo rafforzando le linee. Stamattina ad esempio il Covid Point della Zoppa Sarena c'erano lunghe code, lei le preoccupa questa situazione? Siamo tutti preoccupati, però è il principio del contenitore, no? Cioè, oltre un certo limite tu ci metti l'acqua nel contenitore, ma se la capienza è 1 litro, se ce ne butti dentro 2 litri, 1 litro se ne andrà. Sto dicendo cosa? Che con questa forza lavoro che abbiamo, con questa organizzazione, non avendo altre truppe, questo è quello che noi riusciamo a erogare. Sarei anch'io arrabbiatissimo a fare code, ma noi non abbiamo alternative. Cioè, questi sono i punti vaccinali che impegnano 1.600 persone. Poi abbiamo i Covid Point dove si fanno i tamponi, che sono altri punti nei quali cerchiamo di erogare il servizio. Le faccio un esempio, ho fatto proposta al governo anche nell'ultima riunione di prevedere che si possano fare quei tamponi che spesso si fanno ai Covid Point anche presso le farmacie, ma ancora a tutt'oggi si sostiene a livello nazionale che il potenziale positivo, perché il Covid Point ci va il contatto stretto eccetera, non debba entrare in farmacia. Se noi potessimo avere allargata questa rete con le farmacie e i laboratori privati, è ovvio che decollasseremo molto di più il Covid Point.